La grande manifestazione che ci sarà l'8 di ottobre. Sarà la protesta più forte contro il grave disastro ambientale che ha messo a repentaglio la salute dei nostri figli, annunciano le mamme No FAS della zona rossa, che assieme a tutti gli altri comitati Zero FAS scenderanno al parco ippodromo di Lonigo assieme ai rappresentanti di diverse istituzioni. Non è un problema solo nostro, è un problema di tutta Italia, da noi è concentrato. Un importante segnale diretto al governo a sostegno dell'impegno di riduzione dei limiti degli inquinanti promosso dalla Regione Veneto, dichiara il presidente del Consiglio di Bacino Valle del Campo Giorgio Gentilin, che vede con soddisfazione l'adesione alla manifestazione di quasi un terzo dei comuni veneti. Restando in Regione a spostare l'attenzione sull'allungamento dei tempi per le bonifiche e i risarcimenti economici è il Partito Democratico, che ha presentato un'interrogazione a risposta scritta per ottenere certezze dal punto di vista legale della dozzina di ricorsi in atto da parte della Miteni, come recentemente dichiarato in aula dall'assessore Bottacin. Una richiesta per conoscere esattamente le motivazioni e l'ammontare dei danni da parte dell'azienda che sarebbe ritenuta la principale causa dell'inquinamento, che, come stigmatizza il consigliere Andrea Zanoni, scandalosamente anziché pagare i danni chieda di essere risarcita. Alla grande manifestazione ha annunciata anche la presenza del vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol. Per tutti l'appuntamento sarà Domenica comincerà alle 10 un paio di orette per dire tutti insieme pacificamente l'importanza di avere l'acqua pulita e abbiamo invitato le amministrazioni comunali, abbiamo invitato anche il nostro presidente Luca Zaia e le alte cariche istituzionali. Chi vuole verrà.